Cari fratelli e sorelle, ecco, anche quest'anno la Chiesa ci invita a vivere il tempo della Quaresima come un tempo che la Chiesa chiama favorevole per la nostra salvezza. Nell'anno della carità che stiamo vivendo in diocesi, ecco, mi auguro e invito che la Quaresima sia proprio un tempo particolarmente favorevole per compiere qualche passo in avanti nella nostra capacità di amare. Papa Francesco, nel messaggio per la Quaresima, invita a fare un passo preciso di conversione. È un passo che sul quale il Papa più volte è tornato e anch'io ho ripreso nella lettera pastorale di quest'anno: rimanete nel mio amore. Cioè il passo è dall'indifferenza alla compassione verso i fratelli. Ecco, ascoltiamo le parole di Papa Francesco. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri, cose che Dio Padre non fa mai. Non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze, le ingiustizie che subiscono. Allora il nostro cuore cade nell'indifferenza. Mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene. Questa attitudine egoistica di indifferenza ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell'indifferenza. Si tratta di un disagio che come cristiani dobbiamo affrontare. Così il Papa scrive nel suo messaggio, in sintonia col Papa, nella lettera pastorale, io richiamavo una forma diffusa di menzogna e l'abitudine a vedere il male senza più provare una forte ribellione contro il male e la volontà di opporsi ad essa. La coscienza si fa il callo e non avverte più la gravità di certi delitti, specialmente quando le vittime non hanno voce per ribellarsi, se non quelle di versare silenziose lacrime amare. Ecco, questo invito del Papa è anche mio a passare dall'indifferenza alla compassione. Se leggiamo la Sacra Scrittura, vediamo che la durezza del cuore è considerata la situazione di peccato più pericolosa. E i profeti contro di essa hanno parlato molto spesso. Il segno che il cuore è indurito nell'egoismo è proprio l'atteggiamento dell'indifferenza, indifferenza verso Dio, indifferenza verso il fratello che soffre. Ecco, l'indifferenza è come una corazza refrattaria, dentro la quale chiudiamo il cuore, che non sente più niente, perché non vogliamo essere disturbati dalla parola di Dio e dai bisogni del prossimo. Ci sono tante forme di indifferenza, ne ho viste tante, spesso mi hanno lasciato una tristezza profonda. Permettete che ne ricordi alcune. Nelle vicende piuttosto purtroppo frequenti di separazioni matrimoniali ho dovuto constatare atteggiamenti tristi di indifferenza verso i figli. Questo atteggiamento di indifferenza nei confronti delle nuove creature che vengono al mondo li trovo ancora a moltiplicarsi, non solo indifferenza verso i figli, ma verso i figli concepiti, creature eliminate fin dal momento del concepimento, perché indesiderate. Sta ormai diventando quasi una routine
quella di eliminare le nuove creature, l'aborto, mentre resta nel cuore della madre una tragedia. E ancora, ho toccato con mano durezze di cuore tra familiari e tra parenti per questioni economiche, per la divisione di beni, fino al punto che il fratello di sangue diventa un avversario. E ancora un'altra forma di indifferenza, scusate. Per molte persone e molte famiglie questo periodo continua ad essere duro per mancanza di lavoro e le conseguenti ristrettezze economiche. E tante volte mi chiedo se non ci siamo come abituati, se non stiamo a guardare le loro preoccupazioni e sofferenze con un atteggiamento di indifferenza, come se non fosse poi così tanto grave. Ho fatto 4 esempi, ma possiamo farne altri esempi di indifferenza che troviamo in noi e attorno a noi. E vorrei dire, dall'indifferenza è difficile convertirsi. È difficile convertirsi dalla durezza di cuore, perché è una situazione comoda, non fa sentire né caldo né freddo, rende sordi sia alla parola di Dio che a quella dei fratelli. E allora, per questo anno della carità, per questa Quaresima, invito ogni cristiano e ogni comunità cristiana proprio a un tempo penitenziale, a farsi un serio esame di coscienza su quello che è l'atteggiamento egoistico dell'indifferenza. E poi teniamo conto che con le nostre sole forze non vinceremo la dura corazza dell'indifferenza che abbiamo nel cuore. Può scuoterci solo la parola di Dio se la meditiamo frequentemente, in preghiera, nel silenzio interiore. Inviterei in particolare a tornare a leggere e a meditare la parabola del buon samaritano, nella quale Gesù ci indica proprio il cammino dall'indifferenza alla compassione, dall'indifferenza del sacerdote e del levita verso l'uomo ferito. Essi vedono e passano oltre, alla compassione del samaritano, che passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. E concludendo suggerisco una semplice preghiera, chiamiamola una specie di giaculatoria, da ripetere spesso. Ce la suggerisse Papa Francesco nel messaggio quaresimale, prendendola dalle litanie del Sacro Cuore. In latino suona così: fac cor nostrum secundum cor tuum. Rendi il nostro cuore simile al tuo cuore. Facciamo nostra questa preghiera e una santa Quaresima.